Arrestati dalla squadra volante della questura di Belluno i due malviventi che avevano saccheggiato le auto dei partecipanti della Velenosa di Bolzano Bellunese. Il reato contestato è il furto aggravato in concorso. Domenica mattina, in tarda mattinata, ci sono stati segnalati dei furti, tentativi di furti sulle auto parcheggiate a Bolzano Bellunese dei partecipanti alla competizione La Velenosa che si è svolta lì dal 27 al 29 giugno. Nell'immediatezza ci siamo messi sulle tracce dei malfattori e anche grazie alle segnalazioni della cittadinanza, che colgo l'occasione per ringraziare, quasi immediatamente siamo riusciti a trovarli mentre erano intenti a disfarsi della merce che non reputavano di loro interesse, e li abbiamo tratti in arresto e siamo riusciti a recuperare la refurtiva di cui si stavano disfacendo nei campi adiacenti alle stradine laterali. Una ventina le auto oggetto dell'attenzione dei malviventi con frantumazione di finestrini e spadinatura di serrature per poter rubare tutto quello che si trovava all'interno. Nel giro di poche ore i due uomini, cinquantenni, non bellunesi ma residenti in Veneto, non nuovi a scorribande malavitose, sono stati trovati in località Santa Giustina, permettendo che fosse recuperata tutta la refurtiva, di ingente quantità e valore, consistente in denaro contante, computer, tablet, orologi, telefoni, borse, occhiali da sole, zaini. Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai loro legittimi proprietari e i due autori dei furti sono stati tratti in arresto e condotti nell'istituto penitenziario di Baldenic.